È mercoledì 7 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. Fra poco andremo da Luca per leggere insieme i quotidiani, prima regionali poi quelli nazionali, ma intanto ci sono le notizie, la cronaca, un'ultima ora, la procura di Catania ha indagato il rapper Baby Gang perché lo scorso 1° maggio dal palco della Playa per il One Day Music Festival aveva mostrato una videochiamata con Nico Pandetta, attualmente in carcere. Dal palco della Playa al One Day Music Festival, dove prima di esibirsi mostrava la videochiamata con Nico Pandetta, nipote dello storico capomafia Turi Cappello, detenuto in carcere in Calabria dall'ottobre del 2024 per spaccio di sostanze stupefacenti. Così la procura di Catania ha indagato il rapper Zaccaria Muib, 24 anni, in arte Baby Gang, in concorso per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunità. Dal palco della Playa aveva incitato il pubblico mostrando il telefonino in cui si è visto il volto di Pandetta. Il gesto è stato ripreso da molti dei presenti che hanno poi postato i video sui social diventati virali. Non è ancora chiaro se la videochiamata fosse in diretta o registrata o fosse un antico video memorizzato. Per chiarire cosa fosse realmente accaduto, la procura di Catania ha avviato degli accertamenti e da una perquisizione nella cella del carcere di Rossano, dove Pandetta è detenuto, la polizia penitenziaria ha trovato e sequestrato un telefonino. Per questo motivo è stato indagato. E adesso ci occupiamo dell'incidente che si è verificato ieri a Pantelleria durante un volo delle Frecce Tricolori. 2 aerei sono toccati con un'ala, poi c'è stato un altro contatto, una collisione e l'atterraggio di emergenza. Uno dei piloti è rimasto leggermente ferito, è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Collisione in volo a Pantelleria tra gli aerei delle Frecce Tricolori durante un volo di addestramento. La tragedia sfiorata a pochi giorni dall'emozionante spettacolo dell'aeronautica militare a Catania. In questo video realizzato da Roberta Monopoli si vedono le 10 Frecce Tricolori salire in verticale per poi separarsi in 2 gruppi. In quello di destra uno dei jet ne tocca un altro con un'ala e quest'ultimo sembra toccarne un'altra ancora. Gli aerei non precipitano grazie alla destrezza dei piloti che riescono a riportarli a terra senza gravi conseguenze, ma con manovre di emergenza. Uno degli aerei è finito fuori pista, rovinando su un dislivello erboso, mentre un altro ha concluso la sua corsa vicino a un costone di roccia. Per uno dei piloti trasportato in ospedale forse la sospetta frattura alle gambe. Non è ancora chiaro se la collisione sia dovuta a un bird strike o se a un errore di manovra e nello scontro il terzo gregario destro della formazione sia caduto al suolo. Siamo vicini all'aeronautica per quanto successo e dispiaciuti per l'incidente che si è verificato. Doveva essere una giornata di festa per Pantelleria. Il commento del sindaco Fabrizio D'Ancona. E adesso andiamo da Luca proprio partendo da questa notizia, da questo incidente. Sì, un incidente riportato ovviamente da più quotidiani, si tratta di un'eccellenza italiana, quindi insomma le Frecce Tricolori, questo è il titolo, lo prendiamo dalla Sicilia, le Frecce Tricolori, lo show della paura, incidente ieri durante un'esercitazione a Pantelleria e 2 aerei si toccano, erano in una formazione chiamata a rombetto, è stato contuso il pilota, non si è capito, insomma in realtà ci sono varie notizie che dicono le condizioni, che raccontano le condizioni del pilota, addirittura qualcuno dice che ha avuto dei problemi alle gambe. Una separazione anomala nella formazione, la spiegazione dell'aeronautica militare, problema tecnico e poi il fuoripista. E qui ci sono le foto, notizie riportate anche sui quotidiani nazionali, lo scontro tra 2 frecce, qui siamo sul Corriere della Sera, lo scontro in volo tra 2 frecce, i jet fuori controllo, poteva essere davvero una tragedia, poi l'atterraggio, esibizione a Pantelleria, il pilota ferito, giallo appunto sulle cause perché non si è capito insomma che cosa è successo in quel frangente quando gli aerei si sono toccati e poi sono andati a carambolare l'uno sull'altro. Sì, adesso invece torniamo ad un'operazione di ieri della Polizia Postale, un'operazione contro la pedopornografia online, 3 arresti, 5 denunce tra Catania, Siracusa e Ragusa. È stato sequestrato anche un ingente quantitativo di file illegali. La Polizia Postale dice un fenomeno trasversale, ma abbiamo sistemi per fronteggiare questi reati.
Ancora immagini shock, ancora protagonisti minori sfruttati sessualmente e poi finiti in rete nello sterminato mondo del web. Un catanese, un siracusano ed un ragusano di età compresa tra i 40 e i 60 anni, impiegati, sono stati arrestati dalla polizia postale di Catania in flagranza di reato perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Sequestrati anche numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file illegali. L'indagine è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale grazie alla preziosa collaborazione dell'organizzazione Child Rescue Coalition, che ha utilizzato avanzati sistemi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account. Agli arrestati abbiamo rinvenuto nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale una quantità molto ingente, migliaia di file pedopornografici, per cui si è determinati sull'arresto in flagranza. Sono persone di varia estrazione sociale. Si può tracciare un identikit? Beh, è estremamente difficile perché ormai le statistiche, le attività che abbiamo compiuto negli anni ci fanno ritenere che è un profilo assolutamente trasversale, sia come estrazione sociale, sia nel lato culturale, sia l'età. L'età in genere è andata dall'età poco più che maggiorenne sino ai 60-70 anni di età. Cosa rischiano i soggetti in questione? Ma per la detenzione si va fino a un massimo di 3 anni, per la divulgazione, che è reato contestato in questo caso, si arriva a 5 anni. Gli arresti sono stati già convalidati dai GIP di Catania, Siracusa e Ragusa. Leggiamo allora anche dalle pagine regionali questa notizia, Luca. Ma in realtà viene riportata l'operazione migliaia di file pedopornografici, qui ci troviamo ancora sulla Sicilia, nei PC, 3 arrestati, il dettaglio dell'operazione, in una pagina però in cui viene poi associata un'altra notizia di pedofilia in qualche modo, la vittima del prete pedofilo della diocesi di Piazza Armerina, lo sfogo della vittima di Don Rugolo. Per me è una giustizia mai arrivata, perché tutti questi reati poi fanno parte di un dossier che viene prodotto ogni anno, i reati di pedofilia, che viene poi esaminato dal Ministero. In questo caso c'è un dossier che riguarda anche gli abusi dei preti cosiddetti offender, quindi pedofili. Sì, adesso ci rioccupiamo della strage di Monreale. Gli investigatori continuano incessante la loro azione per individuare almeno altri 2 membri del branco che ha partecipato alla sparatoria avvenuta per l'appunto a Monreale, e uno degli altri 2 fermati, Samuel Acquisto, ieri durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla GIP per udienza di convalida del fermo, ma ha aggiunto, però ha detto soltanto di non trovarsi lì al momento della sparatoria. Vediamo e sentiamo il servizio. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Samuel Acquisto, il 18enne palermitano dello Zen 2, fermato con l'accusa di concorso in strage per la sparatoria avvenuta la notte del 26 aprile a Monreale, in cui sono rimasti uccisi Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. Il giovane, detenuto in isolamento al carcere di Pagliarelli, stamattina è comparso davanti al GIP per l'udienza del fermo. Non ha risposto, ma ha riferito di non essere presente alla sparatoria e che i ragazzi palermitani sono stati aggrediti dai monrealesi. Acquisto ha detto di essere scappato e poi è ritornato quando ha sentito gli spari, ma ha negato assolutamente di aver incitato qualcuno a sparare sulla folla. Il GIP si è riservato sulla decisione, le indagini intanto proseguono a ritmo incessante, gli inquirenti stringono ulteriormente il cerchio per risalire ai complici di Calvaruso e Acquisto, chi ha sparato assieme a loro. Ipotesi è che il branco dello Zen fosse composto da una decina di persone, di cui sicuramente 2 armate fino ai denti, probabilmente organizzate con ruoli precisi, come se l'assalto fosse stato pianificato in precedenza. Di certo c'è che Calvaruso e Acquisto erano già andati a Monreale altre volte. Gli investigatori stanno cercando di risalire in particolare ad altri 2 membri del branco. Uno di loro è il giovane alto e con barba folta che molti testimoni avrebbero visto alla guida di una moto scura. Ci saranno altre novità nella giornata di oggi? Sì, perché la questione si ingarbuglia, perché si ingarbuglia nel racconto e nel non racconto di questo giovane che dice: ho solo sentito gli spari. Qui siamo sulla Repubblica di Palermo, a proposito della strage di Monreale. Il 18enne che si difende è questo qua, che si chiama Samuel Acquisto. Però che succede? Lui dice: io non c'ero, in qualche modo ho solo sentito gli spari. In realtà
particolari che leggiamo dall'articolo. Contro di lui pesano alcune immagini tratte dalle telecamere di Monreale. Emerge con certezza, ha scritto la procura, che il giovane era alla guida della BMW, la moto di grossa cilindrata utilizzata dal gruppo sia per giungere in via d'acquisto a Monreale, sia nel corso dell'azione di fuoco, sia nella fase finale successiva alla fuga. Quindi una ricostruzione, diciamo, che smentisce il giovane. Si cercano le armi, perché dalle armi si può trovare qualche altro particolare. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno cercato fra i cespugli lungo la strada panoramica di Monreale che porta a Palermo, ma soprattutto quello che pesa è ovviamente il fatto che in quel momento c'erano tanti testimoni, quindi i racconti dei testimoni sono davvero ricchi di dettagli, e adesso gli investigatori e i magistrati hanno il difficile compito di assegnare ad ognuno dei presenti una posizione e soprattutto una condotta. Allora, possiamo adesso andare a completare, diciamo, la rassegna stampa regionale. Sì, allora andiamo a vedere le prime pagine, diciamo, andiamo a vedere un po' come si raccontano i quotidiani di oggi. Partiamo dalla Sicilia, quotidiano di Catania. Oggi ovviamente tante notizie che riguardano il conclave, l'apertura del conclave, quindi un titolo che conquista la prima pagina anche dei quotidiani regionali. Effetto guerre sul conclave, dai cardinali, appello per la pace. Oggi pomeriggio appunto ci sarà la prima fumata, si comincia. La paura in aria per quanto riguarda la tragedia sfiorata nel cielo di Pantelleria con le frecce tricolori, in ospedale per sospetta frattura, abbiamo detto, un pilota del jet dell'aeronautica militare. Poi tante notizie che riguardano ovviamente la Sicilia, accelerazione sui fondi del PNRR perché la Sicilia è strategica, il governo rispetta il vincolo 40% al sud, però la Corte dei Conti dell'Unione Europea stronca il piano perché insomma sembra che ci siano degli eccessi, diciamo, sulla distribuzione delle risorse. Ancora emergenza, comincia il primo caldo, emergenza acqua, campagne già a secco, la regione delibera un nuovo stato di crisi, Agrigento già in affanno, e poi le questioni che riguardano il Partito Democratico siciliano. Cracolici si tira fuori dalla segreteria, dalla corsa alla segreteria, e dice dalla segretaria Lischlein solo silenzi. Ora c'è l'ipotesi Fabio Venezia, ex sindaco di Troina, parlamentare. Le notizie di sport, oggi gioca il Catania, quindi nel secondo playoff di Serie C, stasera al Massimino c'è appunto il Potenza, grande mobilitazione, poi vediamo anche in pagina questa notizia, e poi tante notizie ovviamente che arrivano dalla provincia, su tutte questo scontro che ha causato 2 morti, uno è morto ieri, lo scontro è stato l'altro ieri di sera. Ancora andiamo a vedere dentro il quotidiano la prima pagina della Sicilia di Catania, con particolare attenzione alla provincia, piano urbanistico ci siamo quasi, il vice sindaco La Greca, bisogna pianificare, dice, perché è un atto politico che incide profondamente sul tessuto sociale ed economico. Ovviamente si discute di questo piano da decenni, cominciano gli incontri però aperti alla cittadinanza per capire il futuro del capoluogo etneo. Insomma, destinazioni di aree, aperture, zone edilizie e zone da preservare. Questo è, diciamo, in grossa sintesi. Abbiamo visto, eccolo qua, lo scontro tra 2 moto dai 2 obelischi, in via 2 obelischi. È morto, come dicevamo, anche il secondo pilota. Non erano giovani, si tratta, nel senso, quindi erano piloti esperti, conducenti esperti. Uno aveva 63 anni ed è morto sul colpo, si chiamava Angelo Puglisi, e l'altro si chiamava Cristiano Romano e aveva 43 anni. Ancora tante notizie che riguardano ovviamente la provincia, le troviamo in testa alla pagina, del taglio alta, da Caltagirone, da Paternò, ma c'è anche ovviamente la notizia che riguarda l'apertura di via Garipoli, che è la strada che conduce a Taormina dall'autostrada, all'ingresso dal casello di Taormina. Saranno fatti brillare il 18 gli ordini che dovrebbero distruggere questo costone che è già pericolante. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, apertura ovviamente dedicata al conclave, il mondo in attesa del nuovo Papa. Ci concentriamo sulle notizie che riguardano ovviamente la zona siciliana, che sono, devo dire, poche oggi in prima pagina, solamente questo che riguarda il Partito Democratico, e poi diciamo, il voto che condanna il centrodestra ad andare sotto in aula sulle misure abitative. Diciamo, non è tanto
significativo, diciamo, la misura quanto appunto il voto che abbatte la maggioranza di centrodestra del governo Schifani. Quindi in pagina troveremo anche questo e lo vediamo subito. PD in scena, la faida tra le correnti, centrodestra segnali di nervosismo, e qui ci sono le foto di un paio di protagonisti, tra tutti il segretario uscente Anthony Barbagallo con Elly Schlein. Il deputato Dem, che è successo questo, Antonello Cracolici rinuncia alla candidatura in vista del congresso regionale e punta il dito contro il fronte guidato dalla Schlein, cultura settaria e moralismo da marciapiede. Devo dire, parole abbastanza pesanti. Poi andiamo a vedere qualcosa che riguarda intanto, diciamo, Catania, ma non solo Catania, la crisi della ST Microelectronics. Ieri c'è stato un via libera allo stanziamento di 300 milioni di euro, poca roba rispetto al piano complessivo da parte del governo Schifani, crollo dell'utile, però dicono i sindacati, dell'utile netto dell'8,89% il primo trimestre, quindi dati insomma sconfortanti. Subito il confronto con il ministro Urso, che oggi dovrebbe incontrare appunto le istituzioni. Un'azienda che incassa fondi pubblici non può presentare un piano con 800 esuberi. Questa è la polemica, la critica dei sindacati. Andiamo a vedere ancora alcune notizie che riguardano Messina e la sua provincia. Partiamo da Messina. Il rione Taormina, che diventa uno scontro politico all'interno della città. Si lamentano 31 famiglie che dovranno lasciare le baracche per non aver potuto scegliere le nuove case. Su questo interviene anche il sottosegretario Matilde Siracusano, che attacca il subcommissario Trovato. Qui c'è tutta una storia che, diciamo, è quasi una telenovela di cambi sempre al vertice di questo commissariamento, proprio per smaltire la questione delle baracche. E velocemente invece andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale di Sicilia. Anche qui apertura dedicata al conclave, gli occhi del mondo su Roma, alle 19 la prima fumata, quindi si apre il conclave, ma la notizia insomma più importante della prima pagina è proprio quella di cui abbiamo parlato, la versione di Samuel, che sarebbe questo ragazzo, il secondo arrestato per la strage di Monreale. Non ho incitato nessuno a sparare, mi trovavo lì quando hanno esploso i colpi, come abbiamo visto, ovviamente smentito dalle immagini delle telecamere e dai testimoni. Ancora altre notizie che riguardano Palermo e la sua provincia dentro il giornale. Velocemente andiamo a vedere anche la prima pagina della Repubblica di Palermo, che apre ovviamente con la politica. PD Cracolici ci ripensa, in poll Venezia, il presidente dell'antimafia rinuncia alla corsa per la segreteria. A centropagina c'è un approfondimento, diciamo, che riguarda la città di Palermo. Il capoluogo scala le classifiche nazionali dei siti più accoglienti per i lavori a distanza, come Smart Palermo, relativamente appunto allo smart working. La città scommette sul digitale, i numeri sembrano testimoniare la crescita di questo aspetto. E poi la questione dei bronzi di Riace, già raccontata insomma in questi giorni, naufragi e misteri, la procura indaga sui bronzi di Riace, appunto sembra che l'origine sia proprio siciliana, trafugati, insomma, e poi trafugati ancora dalla Sicilia. Vediamo in pagina queste notizie. Vi facciamo vedere la notizia che riguarda appunto la città smart, che mi sembra molto interessante. Scommette sul digitale, una sfida da sostenere. La città guadagna 20 posizioni tra i 109 capoluoghi nella ricerca e i siti e punta sull'innovation hub dei cantieri. L'esperto ora fondi per il co-working, diciamo, sono i cosiddetti nuovi lavori che trovano spazio insomma anche diciamo al sud e soprattutto a Palermo, visto che i numeri sono incoraggianti. Prima di chiudere vediamo velocemente le notizie che riguardano il calcio. Dalla Sicilia prendiamo il Catania, che giocherà oggi alle 20 contro il Potenza allo Stadio Massimino. Duello di tattica e di nervi, con la spinta di un pubblico che in Serie C non ha uguali, quindi il 12° uomo in campo sono appunto il tifo del Massimino. Torna il confronto delicatissimo con i lucani, Inglese e Caturano, i centravanti saranno come sempre determinanti. E poi per i tifosi vi facciamo vedere anche questo, coreografie nelle curve, quindi già preparazione, diciamo, da grandissimo match per il Catania e il Massimino, come ai tempi della Serie A.
Allora, grazie Luca, torniamo da te fra non molto per le notizie che riguardano i quotidiani nazionali. Ricordo che seguiremo durante diretta stadio su Telecom a partire dalle 19:30 per l'appunto il secondo turno della fase A girone dei playoff con Catania Potenza. Adesso, come ogni mattina, apriamo il nostro collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Buongiorno e ben trovato al sovrintendente Vito Giovanni Russo, una buona giornata. Buongiorno a lei, direttore, e a tutti i telespettatori della sezione di Catania del combattimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. Diamo subito uno sguardo alla viabilità sulle strade di nostra competenza, dove fortunatamente non si rilevano particolari criticità, oltre ai consueti rallentamenti dovuti all'ora di punta. E in particolare sulla diramazione della 18 dallo svincolo di San Gregorio in direzione Catania Centro e sulla tangenziale di Catania in direzione Sud. Stessa problematica, quindi rallentamenti in atto dovuti all'ora di punta anche sulla 18 Messina-Catania, in prossimità dei caselli di San Gregorio in direzione Catania a causa della parzializzazione della gareggiata per lavori in corso. Sulla A18 tratto Siracusa-Modica in direzione Siracusa, tra Avola e Cassibile in direzione Siracusa, è interdetta la circolazione ai veicoli superiore a 7 tonnellate e mezzo. Sulla 19 invece Catania-Palermo è chiusa la rampa di immissione alla stessa per chi proviene da Castellissetta e deve intraprendere la gareggiata direzione Catania. Per quanto riguarda le strade statali, sulla statale 121 Catania-Paternò vi sono dei rallentamenti tra Piano Tavola e Mistrigliano in direzione Catania, sempre dovuti all'ora di punta, mentre sulla 192 Paolo del Taino la stessa è interdetta al traffico veicolare in entrambe le direzioni per dei lavori in corso ed è quindi necessario usufruire del percorso alternativo autostradale della 19 fra i singoli di Agira e Catanova e viceversa. Questa è la situazione attuale odierna, ovviamente sempre in continua evoluzione durante la giornata, pertanto vi raccomando sempre la massima cautela quando siete alla guida. Rispettate i limiti di velocità e la distanza di sicurezza. Siate responsabili perché la sicurezza stradale è un bene comune, una responsabilità sociale condivisa e il massimo della sicurezza si ottiene solo rispettando le più basilari norme di comportamento previste dal codice della strada, mettendosi quindi alla guida concentrati e in uno stato di psicofisico idoneo, verificando che il proprio veicolo sia in perfetto stato d'uso prima di iniziare a guidare. Con questi piccoli consigli vi auguro una buona giornata dal combattimento Polizia Stradale Sicilia Orientale insieme ai colleghi impegnati su strada. Grazie, piccoli ma importantissimi consigli che arrivano dalla Polstrada e grazie al sovrintendente Vito Giovanni Russo questa mattina con noi proprio da Catania. Adesso restiamo a Catania perché vediamo le nostre telecamere su via Vincenzo Giuffrida, un tratto di via Vincenzo Giuffrida, quello in entrata e in uscita di fatto dalla città, il traffico è particolarmente sostenuto, però non ci sono diciamo delle situazioni di criticità stando a quello che per l'appunto vi stiamo mostrando. Adesso ci fermiamo, una breve sosta, poi riprenderemo con la lettura dei quotidiani insieme a Luca Ciriberti, vedremo i giornali nazionali. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, riprendiamo allora la lettura dei quotidiani, stavolta quelli nazionali, con le notizie che arrivano dall'Italia ma anche dall'estero, ma oggi il tema centrale è quello del conclave. Luca. Hai detto bene, il tema d'apertura ovviamente di tutti i giornali è il conclave che comincia oggi, extra omnes, fuori tutti, insomma adesso i cardinali, 133 cardinali dovranno scegliere il nuovo pontefice, si apre il conclave, stasera la prima fumata, il favorito diciamo ai blocchi di partenza è il cardinale Parolin, il caso del cardinale, di un cardinale escluso, un nigeriano che lui dice che di non essere stato invitato, in realtà sembra che per questioni di salute non potesse muoversi appunto dalla sua sede. Ci sono tutti gli approfondimenti, diciamo anche gli scenari, bergogliani divisi in 5 gruppi, quindi vedremo come voteranno e su cosa si orienteranno. Altra notizia ovviamente di grande interesse per i quotidiani è il nuovo cancelliere, l'elezione del nuovo cancelliere Merz in Germania dopo diciamo a seconda votazione, perché la prima votazione era andata sotto, cosa mai successa diciamo nella storia repubblicana del governo tedesco. Governo col brivido, Germania franchi tiratori in azione, eletto il cancelliere al secondo voto e quindi questa è la questione. Poi vediamo in prima pagina anche ovviamente le notizie di sport, ieri grandi emozioni
emozioni, tanti gol allo stadio San Siro, allo stadio Meazza di Milano, dove l'Inter ha conquistato, battendo il Barcellona per 4-3, la finale di Champions League che si giocherà a Monaco contro una tra Arsenal e Paris Saint-Germain, che giocheranno questa sera. Quindi questo è Frattesi che esulta diciamo, nel gol segnato nei tempi supplementari. Queste sono notizie principali che troviamo sul Corriere della Sera, poi tanti approfondimenti. La Repubblica, la Chiesa sceglie il nuovo Papa, 133 cardinali elettori entrano in conclave. Oggi pomeriggio dopo la messa, l'extra omnes e la prima fumata. Da domani 4 scrutini al giorno nella Cappella Sistina. Anche qui Parolin è dato come il cardinale favorito. E poi ancora le notizie che arrivano dalla Germania, Merz col brivido, vediamo anche qui il titolo per sottolineare l'elezione alla seconda votazione, quindi è giurato insomma il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz. Andiamo a vedere La Stampa, altro quotidiano, i giorni del giudizio, sempre apertura dedicata al conclave con questa bellissima foto della Cappella Sistina dove si riuniranno appunto i cardinali in questi giorni. Abbiamo detto tutto praticamente di come funziona questo conclave, adesso lo vedremo anche nelle pagine interne al giornale. Rispetto alle altre notizie, agli altri quotidiani, oltre alle notizie che arrivano dalla Germania, c'è anche una notizia che riguarda i bombardamenti, nuovi bombardamenti sullo Yemen da parte di Israele, e poi un dialogo, una telefonata tra Israele e Russia con Putin che telefona a Netanyahu. Approfondimenti anche all'interno del giornale. Avvenire, ovviamente, il giornale oggi, parola allo spirito, un titolo abbastanza evocativo. Da oggi inizia il conclave, 133 cardinali nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Pietro nell'ultima congregazione, l'identikit di un Papa pastore, chiesta maggiore collegialità. E questo è Avvenire. Interessante oggi, ve lo faccio vedere visto che si è parlato di Parolin, interessante oggi questa esclusiva del quotidiano Il Giornale che riporta le parole di una confessione privata del cardinale Parolin a un amico di infanzia. Dice: sono turbato, in riferimento appunto alla possibilità di diventare Papa. La confessione privata del cardinale all'amico di infanzia: fare il pontefice non so cosa sia meglio per me. E questa, diciamo, è una notizia originale che troviamo ovviamente sul quotidiano Il Giornale. Andiamo a vedere altri quotidiani, partiamo sempre dai, eccolo qua, il Fatto Quotidiano, che cambia decisamente argomento, non si dedica al conclave ma si dedica in effetti alle questioni che riguardano il riarmo, quindi la politica europea. La Corte dei Conti boccia il riarmo europeo, il piano di Ursula von der Leyen, 2 sberle per Ursula e le sue Sturmtruppen, armi e meno welfare, il giudice contro l'uso dei fondi per la coesione e l'Aula aggirata vuol ricorrere. Insomma, notizia che riguarda in qualche modo anche l'economia. Il Papa e le elezioni in Germania, anzi il giuramento di Friedrich Merz, vengono messe in taglio alto con la prima fumata e l'appello per la pace per quanto riguarda il conclave, e Merz che parte zoppo appunto una considerazione e una lettura politica. Andiamo a vedere altri quotidiani. Il Libero, Germania allo sbando, fumata nera, quindi l'apertura scelta appunto sulla geopolitica. Il nuovo messia degli europeisti eletto cancelliere solo alla seconda votazione, non era mai successo, ora sarà costretto a rivedere i suoi piani per Bruxelles. La foto, diciamo che è evidentemente un fotomontaggio, diciamo scimmiotta anche la notizia del momento, che è la notizia del conclave, quindi le fumate per il Papa. La fumata diventa nera per il nuovo cancelliere tedesco. Velocemente andiamo a vedere altre prime pagine e poi entriamo all'interno dei quotidiani. La Verità, il governo tedesco nasce zoppo, quindi insomma c'è questa grande attenzione verso la politica tedesca in questo momento. La mucchiata messa in piedi appositamente per tenere
AfD, Allianz für Deutsch, il partito di estrema destra, fuori dalla stanza dei bottoni, naufraga al primo voto i colpi dei franchi tiratori. Merz passa soltanto al secondo tentativo, non era mai successo, una macchia indelebile nel suo esecutivo. Andiamo a vedere, prima di chiudere questa parte della rassegna stampa, qualche notizia che riguarda in qualche modo il conclave, qualche curiosità. Allora, tra tutti i giornali abbiamo scelto Repubblica perché diciamo schematizza meglio quello che succede. Allora, questo è il conclave in disegno. Allora, abbiamo la Cappella Sistina dove appunto si riuniranno i candidati, come avviene il conteggio dei voti, come avviene la proclamazione con le fumate. Ovviamente la fumata bianca vuol dire che il Papa è stato eletto, la fumata nera appunto che si rimanda a una successiva elezione. E poi quali sono i simboli di questo conclave? L'anello del pescatore, che è l'anello distrutto, quello di Papa Francesco, ne sarà dato uno nuovo al nuovo pontefice, la chiave della Cappella Sistina, poi l'urna delle votazioni, anche questa diciamo in qualche modo storica, emblematica, e poi la fumata, gli orari delle fumate, lo diciamo per i nostri telespettatori, saranno oggi una, ma da domani potranno essere, le votazioni sono 4, quindi una alle 10:30, poi alle 12, poi alle 17:30 e poi alle 19. Ci potrebbero essere 2 momenti di fumata bianca se venisse eletto il Papa alle 10:30 o alle 17:30, se no diciamo, gli orari canonici restano quelli delle 12 e delle 19. E ancora vediamo così, la griglia di partenza dei favoriti, chiamiamoli in qualche modo così. Parolin parte favorito, in ascesa Pizzaballa, Tagle perde terreno, ed eccoli qua, diciamo un po' fatti tipo classifica calcistica, no? Cioè, tipo, chi sale chi scende, insomma, con gli umori. Chi sale, vediamo chi sale per curiosità, secondo la Repubblica. Jean-Marc Avelin, che è francese, diciamo così avvicinato alle simpatie di Macron, il cardinale delle Filippine Sion-Gokko David, e poi Pizzaballa, Pierbattista Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme. Restano stabili ovviamente nelle previsioni su tutti i Parolin, ma anche Prevost e Romero. Chi scende? Eccoli qua, chi scende? Chi è che ha perso diciamo, rispetto alla vigilia, all'inizio diciamo, del Totopapa posizioni? Il filippino Tagle, Erdo, il cardinale ungherese, e Besungo, il cardinale del Congo. Servono 89 voti per la fumata bianca, 2/3 dei 133 elettori presenti. Decisivo sarà il primo scrutinio. Latte Angelo. Allora, vedremo, da oggi cominceremo a seguire cosa succede. Le fumate. Le fumate, come saranno queste fumate, e saranno soltanto 2, anche se i voti sono di più, comunque fumate, a meno che non ci sia quella bianca, saranno solo 2. Troveremo e ritroveremo Luca Ciliberti più avanti nel corso della mattinata. Adesso ci fermiamo perché sono le previsioni meteo e poi i primi ospiti di Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mercoledì il tempo si mantiene molto instabile al centro-nord, con piogge e rovesci piuttosto frequenti, anche a carattere temporalesco. Meglio al sud, dove le condizioni saranno più asciutte e in prevalenza soleggiate, così come in Sicilia, dove la giornata trascorrerà all'insegna di cieli poco nuvolosi, qualche velatura di passaggio ma senza grandi conseguenze. La ventilazione sarà generalmente debole o moderata dai quadranti occidentali e le temperature molto gradevoli, valori vicini ai 30 gradi tra Agrigentino e Ragusano, intorno ai 22-25 gradi sul resto della regione. Poi invece giovedì transiterà maggiore nuvolosità anche in Sicilia, che potrà dar luogo a qualche piovasco sparso, specialmente sul trapanese e sul versante tirrenico, mentre sarà più asciutto e soleggiato sulla parte meridionale della regione. Le temperature non subiranno grandi variazioni, rimarranno sempre molto gradevoli, intorno ai 22-27 gradi su gran parte delle località. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso
senso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora, eccoci di nuovo insieme e do il benvenuto, la buona giornata alla dottoressa Marisa Acagnino, buongiorno, che è magistrato della prima sezione civile Tribunale di Catania. Con lei c'è anche l'avvocato Laura Battaglia, attivista per i diritti delle donne. Domani è una giornata, buongiorno, domani è una giornata importante su questo fronte, perché ci sarà proprio al Tribunale, nell'aula delle adunanze di Palazzo di Giustizia, un convegno che pone il problema non solo sulla prevenzione ma anche sulla consapevolezza, perché serve tanta sinergia, direi io, perché questo problema vada prima affrontato, risolto. Ci vorrà tempo, non è facile, certamente non c'è la bacchetta magica. Comincio con la dottoressa Acagnino. Perché la necessità di un convegno con la partecipazione di tante figure? Non è soltanto la parte, diciamo, i magistrati, gli avvocati, ma sono anche le associazioni, soprattutto l'attivismo che è presente. Perché, come ha detto bene lei, non è un problema che si può affrontare soltanto sotto il profilo giuridico e neanche sotto il profilo dell'intervento delle forze di polizia. È un problema culturale e quindi dobbiamo intervenire, le associazioni di questo si fanno carico, per modificare la mentalità dei ragazzi e delle ragazze. Infatti domani saranno invitati a partecipare anche gli alunni di alcune scuole catanesi, perché spesso questo fenomeno viene all'attenzione quando accadono i fatti gravi, che purtroppo sono frequenti. Ma nella quotidianità poi si dimentica l'importanza della relazione, ed è questo quello che le associazioni fanno, cioè cercare di far capire che cosa significa avere una relazione affettiva, che è una relazione in cui c'è una disparità, in cui ci sono forme di controllo ossessive. È una relazione malata che non fa crescere la persona, ma anzi ne impedisce lo sviluppo armonioso ed equilibrato, che invece dovrebbe essere caratteristica di tutta la nostra gioventù. Adesso con l'avvocato Battaglia, lei è un attivista, quindi diciamo che è in prima linea da questo punto di vista. Prima la dottoressa Acagnino diceva che serve questa sinergia, il coinvolgimento dei giovani, perché possano in qualche modo guardare al futuro, ma anche al presente, devo dire io, soprattutto già al presente, in maniera diversa, cioè evitare delle immagini stereotipate, perché ormai la nostra società è quasi, non dico classista, però vive a compartimenti stagni, ci sono si vive dentro quel recinto, bisognerebbe magari allargare gli spazi mentali. Schematizzato, tutto molto schematizzato. Allora, io collaboro, diciamo così, al progetto di sensibilizzazione rispetto al tema dall'anno scorso, tant'è vero che dall'anno scorso abbiamo inaugurato la nostra associazione che si occupa proprio della promozione dei valori culturali, educativi e sociali, chiaramente, perché il mio credo da questo punto di vista è molto semplice: bisogna curare le cause e non solamente il sintomo. Proprio è un intervento che va fatto quotidianamente sul territorio, nelle scuole, soprattutto nelle scuole. Tant'è vero che noi abbiamo promosso e stiamo promuovendo, per portarlo all'interno delle scuole, un progetto che si chiama Io mi difendo, che detta così sembra un po' troppo rigida, ma in realtà è una sorta di contenitore che prevede due aspetti fondamentali, che sono: uno, la sensibilizzazione attraverso dei professionisti che si occupano anche del lato psicologico e non solo giuridico, e poi c'è un altro aspetto fondamentale che è la difesa personale.
ci dobbiamo difendere in qualche modo fino a quando non riusciremo a cambiare la mentalità e il modo di gestire le emozioni. Noi proponiamo nelle scuole chiaramente un corso di difesa personale al fine di poterci tutelare in termini pratici, e quindi tutta una serie di esperti nel tema del self-defense si sono messi a disposizione per fornire la loro professionalità e consentire ai ragazzi di difendere il proprio corpo, ma soprattutto io mi riferisco ai ragazzi maschi, perché questa specie di lotta al maschio non serve. Bisogna avere un'unione di intenti e lavorare insieme, quindi la divisione non serve, deve essere un lavoro conciliativo che metta, come dire, insieme tutte le forze possibili. Le associazioni cercano di fare questo e domani parleremo di questo. Sì, con la dottoressa Acagnino, diciamo negli ultimi anni ci sono stati diversi provvedimenti di legge. Da una parte c'è il codice rosa, dall'altra parte ci sono tutti diciamo così, i metodi e comunque le contromisure, chiamiamole così, il braccialetto elettronico, il divieto di avvicinamento, siamo nei casi estremi chiaramente, no? Si arriva a questi provvedimenti quando c'è però una denuncia, diciamo così. Molto spesso però non ci sono denunce e forse questo è il vero problema? Allora, non solo non sono molte le denunce rispetto ai fenomeni di violenza che sono diffusi, ma purtroppo anche alcune denunce vengono ritirate. E anche quando non vengono ritirate perché appunto a seguito di provvedimenti legislativi molti reati non sono più perseguibili a querela, nel corso poi del dibattimento, quindi dinanzi al giudice, le dichiarazioni di queste vittime lasciano tanto spazio alla possibilità di una soluzione, perché si nascondono fatti che invece sono assolutamente gravi. E purtroppo è un fenomeno che si pensava fosse superato, questo della consapevolezza, della necessità della denuncia, ma ancora oggi non è così. Forse perché non si ha fiducia nelle forze dell'ordine, forse perché spesso quando accadono i femminicidi si dice eppure la vittima aveva denunciato. Sì, la vittima aveva denunciato, però poi era ritornata insieme al partner, e questo che cosa comporta? Una impossibilità da parte delle forze dell'ordine di intervenire, perché quando la persona viene accompagnata, tutelata, portata in una casa famiglia dove insomma viene accolta anche con i figli e poi rientra in famiglia senza aspettare un provvedimento, perché i provvedimenti anche civili di allontanamento del partner violento sono tempestivi. Nel giro di 15 giorni, massimo un mese, noi interveniamo da un punto di vista civilistico, da un punto di vista penalistico ancora prima, quindi basta attendere quella settimana per ottenere il provvedimento di allontanamento e si rientra anche in quella che era la casa coniugale. Eppure in questi pochi giorni si cede ancora a questa promessa, no, cambierò, ma non sono lo farò pressioni più. psicologiche secondo lei? Sì, perché si crea una condizione di subordinazione della vittima rispetto al partner violento. E quindi è difficile da parte della vittima riuscire a liberarsi da questa situazione così oppressiva, ed è necessario un sostegno psicologico che spesso nelle case famiglia, nelle case accoglienza, in queste zone protette viene fornito. Ma non basta, perché bisognerebbe accompagnarle per un periodo più lungo. Per questo dicevamo il fatto culturale, perché è importante sapersi difendere non solo fisicamente, ma anche mentalmente, ma soprattutto psicologicamente, certo. cioè acquisire veramente un'autonomia e recuperare la propria dignità. E su questo concetto di autonomia ci aggiungerei anche l'autonomia economica. Perché quella è una leva che molto spesso diciamo, quello è lo strumento, diciamo, che viene utilizzato per tenere sottomessa, diciamo così, la donna in questione, perché a livello culturale
purtroppo ancora è in uso l'abitudine di abbandonare il lavoro quando si hanno dei figli, o comunque di essere solo l'unica figura di riferimento all'interno del nucleo familiare per la cura e la gestione della famiglia, ripeto, senza nulla togliere a nessuna figura. Quindi è come se le donne in alcune circostanze si sentissero obbligate a rientrare in famiglia proprio perché sono l'unico punto di riferimento per i figli, proprio per il nucleo familiare in sé. Quindi ci serve in realtà un lavoro di tipo culturale che vada un po' a scardinare. Anche se purtroppo nella mia esperienza io ho visto anche donne che lavoravano e portavano tutto lo stipendio, la retribuzione al marito che le amministrava. E quindi qui torna il concetto diciamo della società patriarcale. Esattamente, quasi l'asservimento. Va scardinato diciamo. Questo schema culturale antropologico errato, perché comunque come dire, è come se le donne fossero abituate anche in maniera involontaria, come se fossimo state, mi metto in mezzo pure io, programmate in questa maniera. Va cambiato il programma base, secondo me, e per questo si lavora nelle scuole. Si deve parlare con i ragazzi. E a proposito di scuole, da dove bisogna iniziare? Si arriva alle superiori e già alle scuole medie, secondo me. Il percorso diciamo, di vita si è fatto dalle scuole medie, forse negli ultimi anni anche delle scuole elementari, quelle che una volta erano scuole elementari, incominciare, perché il concetto di educazione civica, anche qui, che viene abbandonato, ormai non viene più seguito, potrebbe risultare fondamentale già dai primi anni di formazione scolastica dei ragazzi. Ma infatti io parlavo proprio di educazione all'affettività. Mi è capitato appunto anche negli incontri con i ragazzi di sentir raccontare come un fatto normale e acquisito che il ragazzo impedisca alla propria fidanzata di partecipare alla gita scolastica, per cui i genitori l'avevano autorizzati, mentre invece il ragazzo non voleva e la ragazza naturalmente, senza porsi alcun problema, perché si sentiva amata per questa forma di controllo, ha deciso di non partecipare alla gita scolastica, oppure il controllo del telefonino. Sono cose che vengono accettate culturalmente, questo è il problema. Bisogna incidere proprio su questi meccanismi che poi portano, nei casi estremi, al femminicidio, ma anche se non si arriva al femminicidio, è un tipo di vita che è una vita di sofferenza, una vita non piena, perché non si ha la capacità di scegliere. Vorrei tornare per chiudere all'appuntamento di domani, che è una convegno che si articola in 3 momenti diciamo, fondamentali. Esattamente. Magari ci vuole dire qualcosa lei? Allora sì, i momenti sono 3 e un po' li ho anticipati prima, perché si punta tanto sullo sviluppo, diciamo così, di una consapevolezza maggiore, sulla teoria, sul principio dell'ascolto, perché non siamo abituati ad ascoltare in maniera attiva, quindi domani ci impegneremo a ampliare questo tema della consapevolezza. Un secondo aspetto, come dicevo, è parlare della possibilità di utilizzare la difesa personale come strumento per allontanare il più possibile i danni fisici, e infine è importantissimo l'aspetto del diritto, perché molto spesso le persone non sanno, come diceva la dottoressa, quali sono i propri diritti. Quindi io come avvocato e chiaramente tutto il mio gruppo di lavoro, anzi approfitto proprio per richiamare l'attenzione pure su un'altra associazione che mi ha accompagnato in questa avventura meravigliosa e domani sarà presente, che è l'associazione Agosta, che si occupa di altre cose ma come dire, allontana ogni forma di violenza. Si sono messi a disposizione tutti questi professionisti per offrire la loro conoscenza e divulgare il concetto di diritto. Quindi questi sono i 3 punti che verranno toccati domani. Chiudo con la dottoressa Cagnino. Da un punto di vista giuridico, da un punto di vista legislativo, ecco, il termine magari giusto è questo, a quelli che sono già le leggi che il nostro ordinamento ha in dotazione, si può fare qualcosa in più?
Io penso che le leggi siano sufficienti, proprio anche di recente in tema civile ad esempio è stata attuata una riforma che prevede che nei casi di separazione, quando c'è una semplice deduzione di violenza, scatti tutto un meccanismo che impedisce l'incontro fra la parte che ha denunciato e il denunciato e quindi garantisce ancora di più la persona che non voglia più incontrare colui che le ha creato grandi sofferenze e che ha portato poi alla crisi del matrimonio o dell'unione civile, l'unione di fatto. Quindi ci sono tantissime forme di tutela, il problema è anche farle evidenziare, perché se io vivo in una condizione di violenza ma non lo denuncio né all'autorità giudiziaria né alle forze di polizia e neanche al mio avvocato, perché ci sono anche persone che non lo dicono neanche all'avvocato perché si vergognano, perché subentra anche questo meccanismo. A questo punto è chiaro che, come abbiamo detto sin dall'inizio, le leggi ci sono, bisogna avere fiducia nelle istituzioni. Prima di chiudere, di lasciarvi, io vado all'agenzia ANSA, perché proprio stamattina in tema proprio di violenze, diciamo, di genere, c'è una divisione importante del CSM, perché un sostituto procuratore in servizio a Messina è stato destituito dalla magistratura, dalla sezione disciplinare dopo la condanna per aver vessato o maltrattato la compagna. Quindi significa che è un tema trasversale, bisogna fare attenzione davvero e accendere i riflettori, le antenne molto diciamo, puntate in alto e essere sempre molto alle prime avvisaglie, immediatamente segnalare, denunciare, rivolgersi alle associazioni che aiutano e che stanno vicino, magari vi assistono. Ecco, questo è il messaggio che lanciamo noi in questo momento. Grazie alla dottoressa Marisa Agagnino, che è magistrato della prima sezione civile del Tribunale di Catania, grazie anche all'avvocato Laura Battaglia, che è un'attivista per i diritti delle donne. Ci fermiamo qui, abbiamo un altro argomento fra poco, andremo a Lipari, quindi fra poco ci trasferiamo da questo studio, andremo in esterna anche a Lipari per parlare di una bellissima iniziativa, l'arte che abbraccia tutti, ci facciamo spiegare di cosa si tratta, tutto questo fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso, come annunciato, andiamo a Lipari e do il buongiorno a Maria Clara Martinelli, archeologa del Parco Archeologico delle Isole Eolie, e a Rosario Vilardo, che è il direttore del Parco Archeologico delle Isole Eolie. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, la giornata importante, quella che segna, diciamo, un passaggio, posso utilizzare il termine storico, lo chiedo a voi che siete praticamente davvero degli esperti in materia, per le Isole Eolie e per il Parco Archeologico delle Isole Eolie, che inaugura il suo ambiziosissimo progetto, che è Dal Museo al Teatro, un progetto che è stato finanziato con fondi PNRR e che comunque consente, diciamo, di trasformare quello che è il complesso museale del castello in una vera e propria cittadella della cultura e dell'inclusione. Adesso ci raccontate che cosa avete fatto, cosa avete realizzato, perché sono anche delle bellissime immagini che ci supportano in questa nostra chiacchierata. Allora, buongiorno a tutti. Il Parco Archeologico delle Isole Eolie è un istituto che esiste oramai da 70 anni, è soprattutto un museo archeologico che contiene un patrimonio straordinario che non è anche non solo bello, importante, ma anche dal punto di vista quantitativo, perché 70 anni di scavi dell'arcipelago eoliano, oltre che altre parti del territorio, hanno portato a una grande messe di reperti che sono in gran parte esposti nei vari padiglioni del museo. Ecco, qua vediamo un frutto di questo lavoro fatto col PNRR. Bisogna dire che c'è una importante collezione all'interno del percorso museale, un'importante collezione di mascherine teatrali. Queste mascherine teatrali sono oggetti votivi che sono stati trovati in circa 3.000 tombe scavate soprattutto qua a Lipari nel corso dei decenni.
queste maschere teatrali fanno riferimento a personaggi della commedia e della tragedia dell'antichità, e con l'Università Cattolica di Milano e la Mediterranea di Reggio Calabria è stato fatto un lavoro sperimentale scansionando queste mascherine, che sono abbastanza piccole, pochi centimetri di diametro, e portarle a dimensione umana e utilizzarle degli attori professionisti per fare uno spettacolo. Ecco qua vedete, questa è proprio una di queste maschere che poi è stata dimensionata sul viso dell'attore e si è fatto infatti uno spettacolo che ha avuto molto riscontro, il Prometeo incatenato di Eschilo. Ecco qua vedete come viene indossata la maschera. Allora, volevo sentire anche la dottoressa Maria Clara Martinelli, perché l'obiettivo, per quello che riusciamo a capire, è quello di portare questa esperienza multisensoriale e metterla a disposizione di tutti, cioè i visitatori, chi viene a visitare diciamo, la cittadella della cultura e dell'inclusione, possa usufruire a 360 gradi di tutto quello che c'è a disposizione, vedere, toccare, avere la possibilità, al di là di quelle che sono le capacità diciamo tattile, visive, di poter usufruire davvero di tutto quello che c'è dentro. Sì, ma infatti il fine è stato proprio questo. Da un lato il laboratorio multisensoriale con i modellini, con le riproduzioni dei reperti selezionati, tra questi almeno 30 mascherine, poi statuine del teatro, ma anche manufatti dell'età della preistoria, e quindi il laboratorio dove tutti i visitatori possono accedere e avere questa esperienza tattile, cioè quindi toccare i manufatti. All'interno del laboratorio poi ci sono anche video, storytelling che informano in maniera semplice e con immagini il visitatore. Dall'altra parte la sperimentazione scientifica. Quindi la ricostruzione, prima di tutto il 3D è stato fatto per fare proprio i modellini, cioè fare i prototipi di queste miniature di maschere che vengono, diciamo, che noi troviamo nelle tombe, e che il museo, e di questo il museo ha una collezione molto importante, perché ce ne sono quasi più di 500 di queste mascherine. E quindi la riproduzione 3D, la realizzazione del prototipo, dopodiché l'ingrandimento del prototipo a dimensione umana e la realizzazione di una maschera con pellame e pellame adattata sul viso dell'attore. La sperimentazione di questo è stata veramente importantissima, perché ha dimostrato che queste maschere, queste miniature erano realmente tratte da maschere teatrali reali. Allora, volevo anche evidenziare come studiosi sia italiani che stranieri si sono confrontati su un tema che è quello, diciamo, di come le nuove tecnologie possono in qualche modo aiutare, ampliare l'accesso al patrimonio culturale. Quello che avete fatto voi, no? Quello che state facendo con queste vostre creazioni, ma non solo, perché avete creato anche un'app che consente per l'appunto la visita digitale, e quindi è la tecnologia che si mette a disposizione dell'uomo. Sì, assolutamente. Allora, anche questa è ricerca. Un museo è un'istituzione che fa ricerca con i suoi materiali, fa ricerca nel territorio, nell'area del parco, ma fa ricerca anche applicando le nuove tecnologie. E questo, da un lato, l'introduzione del digitale, quindi all'interno del museo, poi tutto questo poi è stato realizzato proprio con una bellissima collaborazione da due università, una nel nord e una nel sud, quindi fra Reggio Calabria, Milano e Isole Olie.
che sono al centro del Basso Tirreno, quindi mediano. Allora, prima di salutarci, volevo tornare dal direttore del Parco Archeologico delle Isole Eolie. L'esperimento è stato fatto con queste maschere con una rappresentazione, il Prometeo incatenato di Eschilo. Stiamo vedendo per l'appunto le immagini proprio, e questa una vera e propria applicazione allora di quello che siete riusciti a compiere da questo punto di vista, cioè il teatro che diventa, cioè l'archeologia diventa viva, attuale, riportata in vita. È esattamente questo, esattamente perché il patrimonio è una cosa che molto spesso si trascura, ma il patrimonio conservato nei musei, gli oggetti del passato, la cultura del passato hanno in realtà tante opportunità di essere, come dire, fuoco, stimolo, spinta per nuove letture, nuove interpretazioni che ci permettono anche di fare questo spettacolo con modalità assolutamente innovative, perché è proprio stato il trasferimento fisico delle maschere, la trasformazione a dimensione umana, e ci ha permesso di realizzare uno spettacolo che è stato, devo dire la verità, molto molto apprezzato. Come vedete dalle immagini, veramente di grande suggestione e di grande emotività. Grazie allora per essere stati con noi, a Maria Clara Martinelli, che è un'archeologa del Parco Archeologico delle Isole Eolie, ma grazie anche al direttore del Parco Archeologico delle Isole Eolie, Rosario Vilardo. In bocca al lupo per questa bella esperienza, che insomma che possa essere apprezzato da tantissimi visitatori. Già ormai ci siamo, domani è l'8, diciamo, si aprono ufficialmente le porte, anche se c'è stato, ho capito, una festa per l'inaugurazione. Grazie davvero per essere stati con noi. Ci fermiamo ancora e fra poco anche noi parleremo del conclave. E come anticipato, anche noi stamattina parliamo di conclave. Siamo a pochissime ore praticamente dall'inizio del conclave. Do il benvenuto in studio al professor Alessandro Rapisarda, che è il vice direttore dell'ufficio comunicazione sociale della Arcidiocesi di Catania, insegnante anche di religione. Allora, comincia il conclave, che cosa significa? C'è una procedura piuttosto complessa, antica, un cerimoniale che va rispettato. Sì, è una procedura molto antica che sicuramente racconta la storia millenaria della nostra Chiesa, e dal momento della sede vacante, ecco, poi inizia una serie di piccole attività che la Chiesa parte proprio con il cardinale decano, che è questo cardinale con maggiore esperienza, con non per forza il più anziano, ma sicuramente quello che poi dovrà dirigere tutti i lavori in questi giorni a partire da oggi in poi. Subito convoca a Roma tutti i cardinali elettori, che sono quei cardinali che non hanno ancora compiuto gli 80 anni. Sono 133. In realtà sono 135, però due di loro sono gravemente malati, quindi sono 133, sì. Poi di questi cardinali elettori, in realtà i cardinali nel mondo sono di più, però dicevo, per esempio noi qui in Sicilia ne abbiamo altri due che hanno già superato il limite di età, sono circa 250. Ecco, loro sono stati scelti la maggior parte da Papa Francesco. Questa è una bella cosa, proprio perché Papa Francesco ci teneva a questa rappresentanza di cardinali un po' da tutte le parti del mondo. E un po' poi tutto quello che succede, ecco, e poi è stato... Stamattina che cosa succede stamattina? Stamattina alle 10, ecco, ci sarà il primo grande momento, che sarà quello della messa proeligendi, che è proprio questa messa in cui alle 10 tutti i cardinali si riuniranno a pregare per l'andamento del conclave. Cos'è, una sorta di invocazione dello Spirito Santo? Sì, si invoca lo Spirito Santo affinché illumini il collegio cardinalizio a fare una buona scelta all'interno del conclave.
Poi subito dopo alle 4 ci sarà il momento particolare, quello dell'extra omnes, proprio tutti fuori, inizia proprio il conclave, questa parola che proprio viene dal latino conclave, perché proprio i cardinali verranno materialmente chiusi a chiave dentro la Cappella Sistina, non proprio dentro ma all'interno di un'area che delimita, ecco, col mondo esterno, li separa dal mondo esterno. Quindi saranno, come dire, isolati? Esatto, saranno isolati e dovranno tra di loro, ecco, si potranno influenzare cercando di evitare le influenze del mondo esterno e capiamo che con una situazione geopolitica come quella di oggi, ecco, ci provano un po' dappertutto a condizionare questa scelta. Niente cellulari? Niente cellulari, niente internet, ecco, sarà un momento di riflessione sicuramente anche per i cardinali. E allora come procedono queste votazioni? Poi viene viene fatto all'interno della Cappella Sistina il seggio elettorale, materialmente vengono scelti 3 cardinali che faranno da scrutinatori, altri 3 che si occuperanno di andare a raccogliere i voti di cardinali malati che possono alloggiare alla casa Domus Santa Marte e altri 3 invece che faranno da revisori. Questi raccoglieranno i voti, ecco, viene distribuita una scheda a tutti i cardinali con scritto iligon sumo pontefice, poi il rigo sotto dove indicare il nome, ognuno di loro indicherà il nome, si piega, si mette in un apposito piattino e poi, ecco, si dà via allo scrutinio. Ricordiamo, per essere eletto il Papa ha bisogno dei 2/3 dei voti, quindi il cardinale che verrà eletto ha bisogno dei 2/3 dei voti, quindi su 133 89 cardinali dovranno votare. Questo ovviamente fino a un certo numero di votazioni. Poi... Sì, proprio questa fu una modifica a quello che è questo documento Universi Dominici Gregis che fu fatto dall'allora Giovanni Paolo II, fu una modifica di Ratzinger che dice dopo il 34esimo scrutinio, se non ci dovesse essere un accordo, ecco, allora si procede a una sorta di ballottaggio, quindi i 2 più votati andranno al ballottaggio, ma comunque uno dei 2 deve raggiungere i 2/3 dei voti per essere eletto, quindi, ma diciamo che stando alle ultime indiscrezioni, no? Ma diciamo alle ultime votazioni, volevo dire questo, solitamente si raggiunge il nome al 4º, 5º, 6º scrutinio, ecco, non si arriva mai al 34esimo scrutinio. Sono 2 le fumate attese, saranno soltanto 2, nel caso in cui ce ne potrebbero anche essere, no, sono soltanto 2, però ci potrebbe essere quella anticipata, no? Perché se ne aspetta una a mezzogiorno, se non sbaglio. Oggi pomeriggio se ne ha soltanto una. Allora, diciamo, oggi ci sarà solamente uno scrutinio, sarà il primo, sarà anche il momento proprio per conoscersi i cardinali, per capire un pochettino gli indirizzi, ma poi nei prossimi giorni ci saranno ben 4 scrutini al giorno, 2 la mattina e 2 il pomeriggio, quindi ecco, le fumate saranno 2 perché verranno unite le 2 di mattina e le 2 di pomeriggio. Nel caso in cui nell'intermedia venga eletto, sicuramente, ecco, ci sarà la fumata e poi da lì si passa a quella che è la stanza delle lacrime, questa stanza riservata proprio al pontefice eletto dove teoricamente, ecco, il cardinale eletto dovrebbe piangere per la commozione, e sono state bellissime le immagini diffuse ieri con tutti gli abiti già delle varie misure pronti per l'eventuale Papa, ecco. Io le volevo chiedere un'altra curiosità, si fanno tanti nomi, in questi giorni ce ne sono tanti, da Parolin a Pizzaballa per restare in Italia, ma poi ci sono anche quelli che arrivano dall'estero. Forse un pochettino dicono inflessione dall'Asia, avanza un cardinale che sarebbe nelle preferenze di Macron, insomma ci sono tanti nomi, sì. Sì. Non è facile prevedere, c'è da dire, qualche giorno fa ho letto un articolo molto bello che diceva: se gli ultimi 3 papi sono stati così di grande levatura è perché la farina in fondo è già buona, quindi noi confidiamo che i 133 cardinali siano tutte persone squisite, capaci e con enormi qualità. Da catanese io posso dire, fare il tifo per Zuppi è una bella cosa perché è stato molto vicino alla nostra città. Nell'ultimo anno, pensate, è venuto qui 3 volte, ho avuto anche l'onore di intervistarlo, è una persona umile, il vescovo che va in diocesi in bicicletta, è presidente della CEI di grande esperienza e sicuramente ha anche quella semplicità
che diciamo contraddistingueva Papa Francesco, ecco, e poi si è speso tantissimo per la pace, e questa è forse l'eredità più bella che ci lascia Papa Francesco. I cardinali ieri nella loro preghiera hanno lanciato questo messaggio: la cosa importante è la pace, ecco, e forse oggi che si è riattivato un altro territorio di guerra è quello che più ci aspettiamo da un pontefice, questo appello continuo e costante per la pace. Sono tanti i temi, diciamo, su cui il nuovo Papa dovrà subito gettarsi a capofitto. La pace senza dubbio, ma ce ne sono, la giustizia sociale, il ruolo delle donne nella Chiesa, insomma ci sono veramente tantissimi temi che, ahimè, il nuovo Papa dovrà certamente cercare di affrontare, risolvere chiaramente con il tempo. Noi, purtroppo è una bella chiacchierata, ma ci dobbiamo fermare perché il tempo vola. Buon conclave, chiaramente. Grazie. Lo seguiremo con attenzione e guarderemo lassù alla fumata per cercare di capire che cosa succede. Sono 250.000 i fedeli attesi a Roma per l'elezione del nuovo Papa. Sì, ma poi c'è anche un movimento in tutte le diocesi. Pensate, questa sera alle 18 il nostro arcivescovo celebrerà una messa proprio in cattedrale e tutti saranno lì ad attendere, e così in tutte le chiese della nostra diocesi e del mondo, tutti in attesa di questa fumata. Grazie al professor Alessandro Lapisarda, che è il vice direttore dell'ufficio comunicazione sociale dell'Arcidiocesi di Catania, anche insegnante di religione. Ci fermiamo, ci sono le pillole di Almanacco, torniamo subito dopo. Oggi 7 maggio è la giornata internazionale dei planetari. Il planetario rappresenta un insostituibile strumento di proiezione che dal 1923 ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella divulgazione della scienza, astronomica e non. Oggi parliamo di innovazione, in particolare di dispositivi che promettono di rivoluzionare l'esperienza audio, eliminando la necessità di indossare dispositivi scomodi o ingombranti. Un team di scienziati ha infatti studiato un modo per ascoltare qualsiasi suono senza cuffie, attraverso dei fasci ultrasonici che si incrociano e producono il suono solo in piccole regioni di spazio, rendendolo impercettibile in tutto il resto della stanza, ad esempio. Nonostante la qualità audio sia ancora migliorabile, il tasso di pressione generato dalle onde è risultato ben al di sotto dei limiti di sicurezza stabiliti. Eccoci al momento dell'oroscopo e salutiamo e ritroviamo il nostro Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Sicilia. Grazie allora per la tua presenza stamattina con noi. Stamattina parliamo di Giorgia? Parliamo di Giorgia, ebbene sì. Quindi in ambito musicale, come a me te si compare. Ebbene, allora Giorgia condurrà ancora una volta X Factor. Ebbene, Giorgia, vi ricordo che Toro, cosa sta succedendo a questo segno zodiacale? Un vero e proprio risveglio fatto dopo 7 anni di silenzio e di controversie, di una nuova rivalsa nei confronti della propria carriera o della propria vita. Il pianeta Urano che domina il Toro sta assolutamente per adesso facendo un po' di confusione, cambiando le carte in tavola, generando degli alti e bassi, ma per il Toro è iniziata una fase di assestamento importantissima che culminerà proprio quest'autunno. Avremo quindi delle bellissime sorprese dalla nostra cara Giorgia, a cui auguriamo ancora una volta una conduzione brillante di questo Sanremo con un po' di sentimento e questa a alternare sentimenti e passione. E X Factor, volevo dire, non Sanremo, scusate, è che la testa è sempre là alla settimana santa. Dunque, oggi la luna è in Vergine, vediamo se riuscirà la luna a essere così ordinata come vuole in questa sua posizione da tenere banco per tutto lo zodiaco. Sicuramente sì per i segni di terra, ma cosa fanno gli altri? Ariete, concentratevi un pochettino più sulle piccole cose, è il caso oggi di attenzionare bene la giornata nel quotidiano.
mentre invece il Toro ha una bellissima luna di Trigono, per cui forza Toro, ancora una volta le buone notizie arrivano, i cambiamenti sono positivi e non c'è più nulla da temere. Gemelli, una luna di quadratura che vi può mettere nelle condizioni di essere un po' diffidenti oggi, e fate bene. Cancro, fidatevi della vostra capacità comunicativa e ritrovate, cercate di regolarizzare un po' meglio alcuni rapporti che avete con i colleghi e con i partner. Leone, una giornata oggi che parla di economia, di ordini, di praticità, niente oggi un po' pragmatismo. La luna oggi vi rende protagonisti dello zodiaco. E per tutti voi ci sarà un assestamento emotivo, rilassamento e qualcosa che vi rassicura e quindi potrete fare decisamente molto meglio. Bene in amore si recupera. Bilancia, una luna un po' pensierosa che deve fare i conti con tutta una serie di faccende che hanno a che fare con l'organico, col gruppo in generale. Qualche ripensamento sì, ma saprete benissimo valutare ancora una volta qual è la direzione giusta da prendere. Scorpione, oggi le dinamiche di gruppo vi aiuteranno molto, sentirete forte la presenza degli amici e soprattutto qualche nuovo desiderio, un'affinità elettiva che coltiverete nel tempo. Sagittario, decisamente importantissimo per voi oggi la presenza di questa luna che vi fa riflettere molto sul lavoro, sulla carriera, sugli obiettivi. Ne parlerete col partner e troverete comunque la convinzione che avevate perso per un po'. Capricorno, oggi la luna è stupenda di Trigono e vi incita all'amore, ai viaggi, ma anche e soprattutto a un'erudizione nuova su qualcosa che non sapete. Dovete saperne di più prima di procedere su una determinata area nuova lavorativa che vi si para davanti. Acquario, è una luna che vi suggerisce di essere un po' più tecnici, un po' più diretti, di acquisire dei dati importanti per brillare in un weekend, in una settimana che sarà un crescendo di positività per voi. Pesci, la vostra giornata oggi è con la luna in opposizione, quindi c'è una nuova valutazione e rivalutazione di voi rispetto agli altri e degli altri rispetto a voi, quindi oggi dovrete cercare di riequilibrare un po' la percezione di tutto ciò che avete intorno. E detto questo vi saluto rapidamente e vi auguro buona giornata. Buongiorno Sicilia, ciao Angelo. Grazie Marco, a domani. Adesso andiamo da Luca Ciliberti con un'ultima notizia dai quotidiani. Sì, guarda, ti faccio vedere una notizia che riguarda l'influenza. Hanno record per l'influenza e ce ne siamo accorti, me ne sono accorto pure io personalmente. Mai così tanti a letto, cos'è successo e perché? I numeri dicono che ci sono stati tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 numerosi casi, diciamo tra i più alti negli ultimi anni. Il caso delle sindromi e dicono gli esperti, e poi c'è stato un calo dei vaccini, quindi sono vaccinati meno persone, forse anche per la paura, insomma, del post-Covid, associando gli effetti vaccini. Insomma, questo è, però i numeri parlano e non mentono. E poi un'ultima notizia ce la dà il quotidiano Italia Oggi, attenzione perché ho usufruito del 110%, perché adesso il fisco bussa alla porta. La mancata presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale legittima le entrate ad avviare verifiche ispettive presso l'immobile interessato, quindi ancora continua la telenovela del bonus 110%. Grazie allora a Luca Ciliberti. Ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, torniamo domani mattina come sempre. Grazie a voi e l'augurio di una buona giornata.